Saverio Di Blasi, Aria Nuova si chiama. Dunque, noi siamo soddisfatti, volevo un pochettino di questa trasmissione, perché se oggi si parla di ambiente, malformazione e tumore, non è merito delle istituzioni, ma merito di una grandissima associazione formata da luminari come l'associazione Prima Italia Nostra e adesso Aria Nuova, perché fino ad oggi le istituzioni non hanno fatto niente per la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Ciò che a me mi preme è che noi siamo gli unici che siamo riusciti a portare l'ENI a farla condannare per 5-6 volte dinanzi alla procura da soli ed essere minacciati. Noi siamo riusciti a far condannare l'ENI, portarla in Cassazione e far dichiarare l'acqua che esce dal dissalatore è nociva. Noi siamo riusciti a dimostrare falsamente, come qualcuno ha millantato in televisione, che se l'acqua arriva arrugginita nelle case delle civili abitazioni è dovuta alle tubature, quando le tubature, gran parte delle tubature gelese sono in polietilene, tutte nuove. Mica lei deve andare a rascare qualcosa che non va, da trovare il marcio e poi dobbiamo dare marcio, l'immagine brutta alla città. Ma non solo, era la calce che è contaminata. E poi l'acqua che è calda, come diceva qualcuno dello stabilimento responsabile. Fino a 35 gradi. Questo, guarda, è un sistema criminoso, perché si formano i trialometani con l'aggiunta di calce. Cioè lei dice non è più acqua, è un brodo biologico, cioè biologicamente attivo. Esattamente, perfettamente. E per giunta con quest'acqua nociva si imbasta il pane. Io mi chiedo come mai a tutt'oggi non è stato preso nessun provvedimento da parte dell'autorità competente come anche la magistratura. Ciò che a noi ci preme è anche l'agricoltura. Noi abbiamo fatto il lavoro, tutte spese nostre, non è costato niente al comune, allo Stato e alla provincia, perché sono stati sempre assenti. Riguardante che a Gela non c'è un sistema di rilevamento ambientale per quanto riguarda lo stato e la qualità dell'aria. Non esiste totalmente. Mica lei deve andare a rascare qualcosa che non va, da trovare il marcio e poi dobbiamo dare marcio, l'immagine brutta alla città. Noi abbiamo fatto un monitoraggio, perché l'unico sistema per monitorare la stato e la qualità dell'aria è l'agricoltura. No. Noi abbiamo analizzato i frutti e verdure e a tutt'oggi risultano contaminati da nichel, metalli pesanti, vanadio, eccetera, idrocarburi policiclici aromatici. Io mi chiedo, questi frutti a tutt'oggi possono essere ancora messi in circolo e andare nelle civili abitazioni per essere destinati al consumo umano? Io questo lo chiedo anche alla procura. Mica lei deve andare a rascare qualcosa che non va, da trovare il marcio e poi dobbiamo dare marcio, l'immagine brutta alla città.